Increscioso episodio che ha visto protagonista in negativo un calciatore della Clark, squadra militante nel campionato regionale di Serie C di calcio 5, durante l'incontro contro il Calceto Manzano che si è disputato nella serata di venerdì 12 dicembre presso il centro sportivo Atzeca di Baldasseria Bassa a Udine. Tutto sembrava regolare quando, allo scadere della prima frazione di gioco, con gli ospiti in vantaggio per 5-1, accade l'inimmaginabile. Shimba Olamba, avanti dei padroni di casa, perde il controllo insultando più volte il direttore di gara Stefano Tomasetic, che obbliga l'arbitro a estrarre il cartellino rosso con relativa espulsione. Il giocatore però, fuori controllo, non ne vuole sapere di abbandonare il rettangolo verde, con conseguente sospensione del match per un paio di minuti. Poi la calma che permette la conclusione del primo tempo. Tutto finito? No. Olamba attende l'arbitro e all'improvviso gli salta addosso e inizia a picchiarlo con violenza. Solo il pronto intervento del delegato regionale del calcio 5 Massimiliano Pali e di un dirigente del Calceto Manzano evitano ulteriori conseguenze. Per il direttore di gara ricovero immediato al pronto soccorso per le lesioni e ferite riportate. Alla fine mascella fratturata. Pochi minuti dopo il pestaggio, giunte sul posto due volanti della questura per i primi rilievi e la raccolta delle testimonianze. Tra questi il direttore tecnico del centro sportivo, Francesco Spina, che aveva affittato alla Clark la tensostruttura per il match. Abbiamo appreso purtroppo la triste notizia che era stato aggredito l'arbitro in seguito a delle minacce. So che il giocatore lo ha teso fuori e purtroppo l'ha colpito. Ma nei miei 30 anni di carriera purtroppo qualche volta è capitato, ma per fortuna sono veramente pochi gli episodi e vanno isolati quanto prima, e per fortuna immagino la giustizia sportiva e non solo prenderà le giuste contromisure a questi gesti.